Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Sabato scorso la splendida cornice della chiesa di San Giacomo Apostolo a Noax, frazione del comune di Corno di Rosazzo, ha ospitato la premiazione del premio letterario culturale Noax Navoax, che onorifica i talenti di tutta Italia attraverso una giuria di qualità e il sostegno dei tanti sponsor per la riuscita dell'evento. A peste, fame et bello, libera, nos domine è il titolo che non poteva che rimarcare il particolare momento che stiamo attraversando. I vincitori, premio Noax Navoax 2021 per la migliore rappresentazione a Gianni Di Lena di Lauzacco, il premio speciale Noax Navoax 2018 per l'innovazione iconografica a Daniela Cantarutti di Tavagnacco. I componenti della commissione poi hanno ritenuto opportuno segnalare le seguenti opere che si distinguono per la capacità tecnica dimostrata, per la ricerca estetica e per i contenuti esposti. Premio Noax Navoax 2021, opera segnalata Giulio Candussio di Spilimbergo. Ex equo anche per Peter Ciuia di Lubiana, Gian Maria Colognese di Verona, e Stefano Ius di Castions di Zoppola. La casa medievale, già sede dell'antico comune di Noax, la mostra espositiva pittorica. E ora la parola ai protagonisti. Sì, non è stato semplice a causa appunto questa eccezionalità pandemica, siamo stati costretti a rivedere le nostre manifestazioni, di conseguenza anche la cerimonia di presentazione del premio Noax Nawax, ma ce l'abbiamo fatta. È un premio importante e speriamo che questa premiazione, visto il tema che tratta, che è sull'arte sacra dal titolo A peste, fame e bello, libera nos domine, sia l'inizio di un nuovo cammino e che noi ce lo auguriamo di cuore. Certo, e poi il binomio, no? Territorio, cultura e riscoperta delle radici, no? Sì, indubbiamente il premio Noax Nawax nasce appunto 8 anni fa con questo intento. Noi riteniamo sia un evento con una valenza culturale importante proprio per le sue caratteristiche, spazia di anno in anno nelle varie espressioni artistiche, passando dalla pittura alla letteratura, al design, alla fotografia, al cortometraggio. Tutti argomenti comunque che sono fortemente legati al nostro territorio e quindi per noi è importante mantenere alto questo premio. Grazie anche agli sponsor che ci sostengono riusciamo a realizzare le opere degli artisti che vincono. Sì, il premio di quest'anno, che è dedicato alla invocazione vocazionale a peste, a fame, a bello, libera nos domine, dalla pandemia, dalla carestia e dalla guerra, proteggici, Signore, ha visto la partecipazione di 24 autori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Campania, dal Lazio e anche dalla Slovenia. Il tema era realizzare un'opera da collocare nel santuario di Madonna d'Aiuto, che è un santuario nel comune di Corno di Rosazzo, nelle immediate vicinanze della borgata di Noax. Quindi anche questa volta un segno concreto. E l'opera vincitrice, che è quella realizzata dal maestro Gianni Di Lena, verrà realizzata in tempi ragionevolmente brevi, presumo entro Natale, e verrà collocata nell'atrio d'ingresso del santuario di Madonna. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? Dobbiamo aggiungere che abbiamo come al solito lanciato il tema del prossimo anno, la nona edizione del premio Novax Nawax 2022, questa volta dedicato alla musica, e ai partecipanti verrà richiesta una sonata per corno e piccola orchestra ispirata alle nostre colline e alle nostre vigne.
Auguri. Grazie. Ehi, dico a te, un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.